Sulle strade del veneziano il primo grande esodo estivo del 2022 è iniziato nel modo più drammatico. Attorno alle 6:30 del mattino una 56enne di origini romene residente a Velletri ha perso la vita sul passante di Mestre, tamponando con la macchina sulla quale viaggiava un mezzo pesante fermo su una piazzola di sosta tra i caselli di Martellago Scorzè e Preganziol. Il conducente del tir è rimasto illeso. L'automobile era guidata dal compagno della donna, suo coetaneo e connazionale, che è rimasto ferito in modo grave. La violenza dell'impatto non ha invece lasciato scampo alla passeggera, deceduta all'istante. La chiusura per circa un'ora del passante con deviazione verso la tangenziale di Mestre ha creato code lunghe diversi chilometri al casello di uscita della 57, code che si sono smaltite solo nella tarda mattinata, complicando una situazione che, come da previsioni, era già di traffico intenso, specialmente in direzione del litorale. I dati rilevati da CAV, Concessioni Autostradali Venete, sul tratto Padova Est Bivio A4 A57 hanno segnato il transito nella mattinata di 18.867 veicoli in direzione Trieste, con picchi orari superiori ai 3.500 mezzi, mentre in direzione Milano è stato rilevato il transito di 15.368 veicoli. Il traffico è rimasto sostenuto anche nel pomeriggio, in particolare in direzione Trieste e soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio tra la A4 e la A57. Per domenica è prevista sostanzialmente la stessa situazione, anche in carreggiata ovest, cioè verso Milano, per i rientri del fine settimana che si protrarranno fino a lunedì, sommandosi alla ripresa del traffico feriale.